vetro, tutto il vetro che si fa in Nord Africa. Quindi vuol dire che il nostro vetro è sabbia, silizia per oltre l'80%, soda, che è il principale fondente vuol dire che aiuta, cioè abbassa il punto di fusione, perché altrimenti la sabbia silizia per essere fusa avrebbe bisogno di temperature molto più alte, perché se a voi magari possono sembrare alte le temperature che abbiamo. Allora questi tre componenti insieme ad altri, perché in realtà poi dentro c'è ossido di piombo, boro, potassa, erbio, antimonio, così con questi elementi noi facciamo un vetro trasparente. Dobbiamo cucinare tutti questi elementi per 6 ore a 1400 gradi e da là quello che esce è un vetro trasparente che noi volgarmente chiamiamo cristallo, anche se non lo è. Se poi invece vogliamo creare dei colori, dei vetri colorati, non dobbiamo fare altro che aggiungere a questa miscela dei minerali, degli ossidi metallici o in certi casi anche delle sostanze organiche. Per fare blu necessitiamo del cobalto, per fare il rosso veneziano selenio e cadmio, rosso rubino, selenio e oro zecchino 24 carati, 1 grammo ogni chilo di vetro. Ma vero? È un materiale che costa oltre 50 euro al chilo. E con rame si fa il verde, con rame nero si fa l'azzurro e così via. A quel punto, una volta cotto il vetro, alla mattina lo troviamo pronto e nel caso del forno, ma dopo la signorina vi spiegherà magari non così esattamente, ma più o meno quello che vi ho già detto, il forno viene portato a una temperatura tra i 1050 e i 1150 gradi, questa è la temperatura a cui noi lavoriamo il vetro. Nel caso della torcia, siccome io non ho un crogiolo con 30 kg di vetro pronti, quindi col forno alla temperatura di lavorazione, devo portarlo molto velocemente a questa temperatura e questa è la ragione per cui la temperatura di esercizio della torcia va oltre il doppio di quella del forno, perché arriva questa torcia qua a 2200 gradi, quindi è consigliabile non metterci le mani. Altre differenze tra questa tecnica e l'altra è che con la giusta conoscenza e preparazione qui non serve il forno di ricottura, mentre di là è necessario. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cosa che viene fatta di là, appena è finita, deve andare in questo forno che rimane costantemente a 480 gradi. 480 gradi è la temperatura dove le tensioni causate dalla lavorazione vengono distese e rilassate, quindi poi a fine giornata il forno viene spento e noi alla mattina troviamo degli oggetti 60-70 gradi che sono stabilizzati e non si romperanno più. Qui si riesce a cucinare il vetro in un modo che di là non si riesce a fare, e io riesco a fare cose dove magari la durata di lavorazione è anche di 2 ore senza necessitare del forno di ricottura, però bisogna anche essere bravi, non tutti ci riescono. Il tempo minimo di formazione per poter diventare maestro vetraio è di 20 anni di lavoro continuativo. Se tu non hai lavorato minimo 20 anni continuamente non potrai mai diventare maestro. Un minuto e mezzo. Perché? Non serve, aspetta. Come vuoi, però mica fare finire di vedere, vado a buttare a testa. E ci sono delle persone che neanche dopo 60 anni di attività diventano maestri.
e questo signore qua, che è il maestro che lavora dall'altra parte, in due abbiamo 52 anni di esperienza, pur non essendo maestri anziani, perché in realtà siamo giovani. Non esiste un cambio generazionale, la cosa sta morendo, sta sparendo. Vabbè, ma i signori qua spiegassero se voi che cosa fate. Cosa avete rotto? Niente. Perché andate verso il cassone? Cosa? Perché è caduto il tuo cavallino, ma non ho fatto danno. Non ci credo neanche adesso. Signorina, la spiegazione non ve la farà accurata come ve l'ho fatta io, sarà un pochettino più a senso, ve lo dico. È che io ho un difetto professionale, che è quello di spiegare le cose come vanno fatte, perché insegno la mia tecnica di soffiatura e le dinamiche chimiche e fisiche del vetro sonico calcico negli Stati Uniti a Corning. E quindi mi piace spiegare le cose bene. Di là il vetro diventa sabbia silicea messa dentro un forno a